Do la parola a Pietro Murru del Movimento per la Sardegna Fiocco Verde, con cui abbiamo condiviso una lunga battaglia politica. Salto i saluti perché vi vedo quasi tutti i giorni, vi sento spesso, quindi saluto ovviamente le persone che sono qui ospiti. Ha detto bene Omar, abbiamo condiviso la battaglia del Fiocco Verde e qui dentro ci sono il 70% delle persone che ha lavorato e ha raccolto le firme e insieme a tanti altri abbiamo raggiunto questo risultato. A me dispiace che non ci sia una persona che mi ha portato dentro questo ambiente, quindi ha questo merito, e che però oggi va in giro a dire che il Fiocco Verde è solo lui. Questa è disonestà intellettuale, non vado oltre per brevità. E la coesione si costruisce con l'onestà intellettuale, non con la disonestà intellettuale. Non faccio nomi perché non ci sono presenti. Questa è la prima cosa che dovevo dire, adesso ne dico un'altra e la chiudo qui. Mi sono impegnato in quest'ultimo periodo, girando la Sardegna in lungo e in largo, a cercare di mettere insieme un gruppo di persone che potesse rappresentare la Sardegna nella tornata elettorale italiana. A me non me ne frega niente di andare in Italia, tanto per essere chiari, ma qui dentro ci sono persone che potrebbero andare, come ha detto bene Valentina, non mi ricordo il cognome, Sanna, che potrebbero bene rappresentare la Sardegna ed è giusto che ci siamo nel Parlamento italiano. Io non nasco indipendentista, e indipendentista forse lo sono diventato nel 2009, quando la Banca d'Italia ha commissariato la Banca di Cagliari, che ho creato insieme a 1350 sardi, un grande progetto di coesione, un grande progetto di impresa che è ancora lì, che esercita e fa impresa bancaria in Italia, con un istituto di vigilanza, la Banca d'Italia, che pretende non di esercitare la vigilanza, ma di essere proprietaria. E quella è l'espressione dell'usura bancaria e della speculazione di cui parlava bene il segretario. Oggi tanti l'hanno detto e io mi rivolgo al quadro dirigente, alla nuova classe dirigente di Progress, che non so ancora chi sarà, non lo so, quindi però è qua dentro, affinché faccia una riflessione, come dire, compiuta sull'opportunità di essere dentro un'aggregazione che si sta costruendo. Sono andati via Andrea Prato come Quinto Moro, che è uno di quelli che professava che non bisognava andare a votare, ma stiamo scherzando. Noi bisogna che andiamo a votare e andiamo a votare per dire che serve una Sardegna indipendente. E lo dice uno della società civile, del mondo economico, che non è indipendentista. Quindi io da domani mi dovrò approcciare a spiegare a tanti perché oggi la soluzione per la Sardegna è solo nell'indipendenza della Sardegna. Cara Claudia, il ponte, noi lo abbiamo lanciato, io ti ho chiamato, ti ho mandato un documento, ho parlato con la tua segretaria il giorno che facevi quel bell'intervento in Consiglio regionale, quindi tu non hai raccolto, il ponte è stato lanciato, ma non è tardi. Oggi siamo qui, parliamone perché tu puoi dare un contributo molto prezioso a questa aggregazione. Grazie.